In collegamento da Monaco per Ligurians Grand Tour, sulle tracce dei Grimaldi ovviamente. Siamo qui diciamo nel diamante dell'Europa, quindi il Principato di Monaco, la 27esima edizione delle giornate del patrimonio europeo. E in collegamento anche su Genova, le anteprime delle giornate del patrimonio europeo da Palazzo Ducale e dalla Cripta Grimaldi, nella famosissima chiesa di Santa Caterina in Genova. Invece qui a Monaco oggi avremo i vari episodi di questo Grand Tour, quindi le varie location aperte anche al turisti per appunto questa 27esima giornata del patrimonio europeo, e quindi gli interventi e gli speciali che condurrà il nostro direttore Maurizio Bartolini, che tra l'altro è anche giornalista e quindi del nostro Truman Journal. Ed è a voi una buona visione. Grazie, restate con noi. Ed ecco che stanno uscendo i carabinieri del Principe e stanno effettuando il cambio della guardia, e noi con le nostre telecamere seguiremo tutto quello che è questa bella, perché è una bella manifestazione al di là del discorso militare. Andiamo a vederla. Portez. Out. À gauche. Gauche. Reposez. Out. Droite. Portez. Out. Présentez. Out. Portez. Out. L'arme sur l'épaule. Droite. Reposez. Out. Route en avant. Marche. Une fois la droite. Marche. En avant. Marche. Une fois à droite. Marche. Deux fois à droite. Marche. Halte. Reposez. Arme. Droite. Portez. Arme. Présentez. Arme. Portez. Arme. À droite. Droite. L'arme sur l'épaule. Droite. En avant. Marche.
Grazie per il collegamento da Genova, Ligurians Grand Tour sulle tracce dei Grimaldi, in questo momento a Palazzo Ducale. Invece noi siamo nel Principato e siamo di fronte al Palazzo del Principe. A breve entreremo e vi mostreremo quelli che sono i servizi in esclusiva curati da Maurizio Bartolini, dove vedremo veramente il patrimonio, il tesoro del palazzo, una ristrutturazione incredibile, un lavoro che è iniziato nel 2015, ovviamente voluto e supervisionato da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II. Mi raccomando, rimanete con noi perché avrete veramente una meravigliosa sorpresa. Une émotion extraordinaire. On peut faire ces découvertes encore dans un palais où on croyait connaître à peu près tous les trésors qui s'y cachaient. C'est un émerveillement. Alors, est-ce qu'on pourra découvrir d'autres choses? Il y a toujours des surprises possibles. Non seulement c'est valorisant pour le palais lui-même, mais c'est un élément de plus dans ce lien avec mes ancêtres, avec les générations passées. Que j'ai, d'être le gardien de cette histoire et de ce patrimoine. Dopo un lungo percorso di restauro finanziato da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, torna alla luce una superficie di 600 metri quadri di affreschi italiani, quasi sicuramente di scuola genovese. Con la ristrutturazione dei grandi appartamenti e la rivelazione degli affreschi rinascimentali, il Palazzo del Principe, in alcuni ambienti, ha riaperto le sue porte al pubblico, dove potrà godere di un percorso che si snoda e amalgama in una ben definita coerenza tematica e stilistica fra magnifiche opere d'arte, dipinti mai esposti prima, che sono parte della collezione dei principi. Tutto questo è per scoprire un palazzo magnifico, i suoi affreschi e la storia della famiglia Grimaldi attraverso splendide opere. Amici e amiche di Radio Truman e Truman TV, siamo nella bellissima biblioteca della principessa Grace. Siamo ospiti e questo lo dobbiamo ringraziare la direttrice Paola. Grazie per questo invito. Grazie. Paola, abbiamo qui con me sempre la mia traduttrice, la nostra collaboratrice Cristiana. E allora, andiamo a vedere un po' quello che è la biblioteca. Quando nasce, perché nasce, per volontà di chi, se si può fare un excursus un po' storico anche di questo bellissimo luogo che ha tantissimi ricordi, ha un fascino incredibile, direttrice. Benvenuto a tutti. Grazie. Thank you. Welcome to the Princess Grace Irish Library, which was inaugurated almost 40 years ago in 1984. 2 years after Princess Grace passed away. And the beauty of this library is it contains mainly Irish authors and treasures by Irish painters.
And the reason is La bibliothèque a because été the créée en grandfather 1944. of Princess Grace Ça. was born Alors, in en Ireland on the west 1944, la coast biblioteca è in, stata in creata. 1847. And at 20, he emigrated to America, and he had his family there, 10 children, and one of those children was the father of Princess Grace. Allora, prima di tutto, benvenuto in questo luogo della parte di Paola, la direttrice. Per questo luogo è stato creato nel 1984 e dopo 2 anni dopo la morte della principessa Grace. E l'idea, sì, l'idea è stata che perché lei ha avuto una collezione sua dei libri della sua, diciamo, famiglia, della sua lingua d'origine, no? Inglese, irlandese, e allora da lì è nata di creare per lei questo luogo per portarlo anche al pubblico, no? Perché comunque sono dei pezzi importanti lì, perché lei è nata in Filadelfia, dove il suo papà è andato a vivere perché lui è partito dall'Irlanda e il suo nonno è irlandese, sì, nato lì, e allora sono partiti per fame, sono partiti per vivere in America per provare, sì, trovare un'altra vita. Invitiamo anche i nostri telespettatori, coloro che ci stanno seguendo, insomma, a visitare questo luogo. Io rimango a bocca aperta perché veramente mi sto guardando intorno e non c'è solo una grandissima cultura, ma la storia di tantissimi anni, quindi una cultura forte, radicata, quindi una bella immagine anche dell'Irlanda, molto di più anche di quella che ci hanno fatto vedere o che delle volte vediamo anche nei film, insomma. Quindi, dicevo, ovviamente qui si svolgono anche varie manifestazioni culturali, musicali, incontri, ci sono stati anche i bambini, quindi, e questo poi lo vedremo anche più tardi con le nostre riprese, quindi un gruppo musicale, i bambini, insomma, siete molto attivi anche sul territorio, al di là di come struttura di biblioteca, siete molto attivi anche nel diffondere cultura. Exactly. Every month we do a lecture. We have famous authors coming here. And we also have St. Patrick's Day on March 17th. So we have Irish music. And many times they use the music that Princess Grace collected here in the library from those collections that went from mid-1800s to mid-1900s. Allora loro fanno una volta al mese una presentazione di un libro, un attore che viene qui, che presenta i suoi libri, per mantenere sempre anche questo luogo magico viva. No? Non voglio approfittare ulteriormente della presenza della nostra direttrice, quindi andiamo a vedere quello che è questo luogo magico, quindi faremo un tour con la direttrice dove spiegherà le varie, tutto quello che si trova qui dentro questo posto magico, perché con piacere, veramente... grazie. No, grazie a lei, direttrice Paola, grazie a Cristiana, e io vi rimando a breve, facciamo questo tour. Ok. Vi saluto. Bienvenue à la Bibliothèque Princesse Grace, ici sur le Rocher. On se trouve dans le salon principal de la bibliothèque Princesse Grace et on a des superbes plafonds peints. Vous voyez, c'est un bâtiment historique. C'est le bâtiment ancien d'un maire de Monaco pendant le 19e siècle, le comte Félix Castaldi. La bibliothèque date de 1944, donc presque il y a 40 ans. Et la
princesse, elle a commencé à collectionner des livres irlandais et les partitions musicales pendant sa vie. Et en fait, c'est parce que elle a des origines irlandaises. Allora, grazie all'origine della principessa Grace, che è irlandese, lei ha cominciato durante la sua vita di collezionare libri d'origine inglese, irlandese et anche le partite della musica. La princesse est née en 1929 à Philadelphia et on voit en fait plusieurs livres où on a par exemple la biographie de la famille Kelly. Donc, ils étaient à Philadelphia où le père, en fait, de la princesse de Grace Kelly, in questo momento, et a essayé de devenir mère à Philadelphia. Donc, c'était une famille très connue, très respectée, en fait, aux États-Unis. Et, en fait, le père et le frère de la princesse, tous les deux, ils ont gagné des médailles d'or aux Olympiques. Allora, di Grace Kelly è nato nel 1929 in Filadelfia e suo papà è stato un sindaco, è stato molto conosciuto, diciamo rispettato dalla sua famiglia per il lavoro che hanno fatto, e suo fratello e Grace Kelly hanno vinto le 2 medaglie d'oro durante gli Olimpici. Sì, si dice così? No? Ok. Et je peux vous montrer des livres comme ça. En fait, il y a un livre de l'oncle de la princesse, George Kelly, et il était un écrivain. Il écrivait les pièces de théâtre et il a gagné le prix Pulitzer aux États-Unis, donc très connu. George Kelly et voilà, on voit aussi son livre avec une pièce de théâtre par George Kelly et c'est signé Grace Kelly à l'époque. Elle a étudié la pièce de théâtre de son propre oncle et c'est lui qui a essayé de l'encourager per suo métier, la professione dell'attrice. Allora, come si vede che c'è anche zio che era scrittore e la Grace Kelly ha studiato un pezzo di teatro grazie a lui e lui ha sempre dato un incoraggiamento di andare avanti come attrice. Allora Cristian, siamo qui nelle Jardin de Boulogne ed è la Petite Afrique, quindi di gestione della SBM, però tu che conosci questo sito che fa parte anche delle giornate del patrimonio europeo, dici qualcosa di più. Allora, qui è un posto magico per me perché nel 1877 Marie Blanc, dopo la morte del suo marito, ha fatto un po'... Sai, come in Africa, un po' casino a destra e a sinistra, gli alberi, un po' disordinato con le Con le carrube? Sì, e le citronnier, e per creare comunque qualcosa un po' salvatico. E in più era particolare perché lei non era all'epoca una cosa normale che una donna è una imprenditrice che prende in mano per finire una cosa così. Anche perché si parla del 1877. Sì, era normalmente un uomo che prendeva in mano le cose e per quello è già molto particolare che lei ha fatto quello, no? Cioè, come lavoro. Per 4 anni hanno lavorato qui e comunque anche un architetto di paesaggistica. Voilà, che ha lavorato con l'horticulture di Belge, di Linden, e che hanno creato anche la separazione tra 2 strade che divide questo giardino. Sì, infatti c'è questo giardino, si divide
tra la parte bassa e la parte alta, che è la parte che corrisponde, diciamo, anche alla zona del casinò e delle grandi firme. Sì, così entri e parte e ritorni in senso unico e traversi alla fine il giardino, e questo è anche bellissimo. Perfetto, allora io direi anche di fare una visita in questo giardino, così almeno anche a coloro che ci stanno seguendo possono godere di questa bellezza. Così rincontrano anche i miei amici, guarda, che parlano poco, meno di noi, e fanno solo un po' di rumore. Perfetto. E allora andiamo a visitare questi giardini. Prego. Nel centro di Monte Carlo si trova questo piccolo ma bellissimo parco chiamato Jardin de la Petite Afrique, con sentieri tortuosi, un laghetto con anatre e una flora lussureggiante. Questo giardino è un luogo di sorprendenti specie tropicali di fiori e alberi che hanno potenti contrafforti e radici aeree sproporzionate. I giardini di proprietà della Société des Bains de Mer sono intimamente legati allo sviluppo di una parte del Principato di Monaco. Progettato dal grande architetto Édouard André, le principali linee dei giardini francesi si combinano con le ondulazioni, le cascate, i ruscelli e gli stagni paesaggistici impregnati di una nota esotica molto caratteristica. L'architetto si ispira a teorie che all'epoca sono alla moda sulla Costa Azzurra. A quel tempo il sud della Francia aveva la reputazione di essere un posto molto caldo. Molte persone pensavano che si potesse viverci solo in inverno. Così, da dicembre a marzo, i giardini dovevano dare l'impressione di una flora ardente e tropicale, di una primavera eterna. Dalla sua creazione, molti dettagli della disposizione generale sono stati modificati, ma l'insieme ha mantenuto il carattere esotico che l'architetto aveva dato piantando specie di origine subtropicale. Lo spazio è stato ridisegnato per permettere ai visitatori di camminare attraverso il giardino sotto forma di una passeggiata, con stagni e terrazze che portano giù al casinò. Il Jardin de la Petite Afrique è anche un ottimo posto per rilassarsi e distendersi.